Le Dolomiti è una pista e poi le guglie del Duomo, unite dal tricolore. Ecco il logo della candidatura Cortina Milano per i Giochi Olimpici Invernali del 2026, presentato oggi a Tokyo. Un sogno che diventerà realtà, ha detto il presidente del CONI Giovanni Malagò, concetto ribadito dal presidente della Regione Veneto, visibilmente emozionato. This is a dream that we want to make come true. 70 years after the memorable edition of Cortina 1956, the first Olympic Games ever hosted in Italy. Il maestoso scenario delle Alpi ed in particolare delle Dolomiti, patrimonio mondiale UNESCO, con la ricchezza culturale di Milano, saranno la forza per i Giochi 2026. È una candidatura che parte dal basso, ha continuato Zaia di fronte al CIO. Di fronte a voi c'è tutta una comunità che ama e vuole le Olimpiadi. Cortina Milano daranno vita ad un concetto innovativo di giochi completamente in linea con le indicazioni del CIO. Progetti a misura d'uomo, niente realizzazioni faraoniche, niente sprechi di denaro o energia, niente cattedrali nel deserto che, finiti i giochi, rimangono inutilizzate. Ricordando che Cortina ospiterà nel 2021 i mondiali di sci, Zaia ha ribadito che sono già in corso lavori di ammodernamento di piste, impianti e infrastrutture per 242 milioni di euro. I giochi invernali non sono un problema per noi, ha proseguito il governatore. È una grande opportunità e siamo orgogliosi di ospitarli. We look forward to receiving your decision. La presentazione della candidatura italiana è durata una ventina di minuti con la proiezione del video promozionale. Oltre a Malagò e Zaia sono intervenuti anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'olimpionica azzurra Arianna Fontana. L'unica rivale rimasta, Stoccolma, si è presentata senza sostegno politico. In Svezia in questo momento non è ancora formato un governo e la municipalità della capitale è in bilico. Forse anche per questo, proprio oggi, per i bookmaker, la candidatura Cortina Milano ha staccato ulteriormente la capitale svedese.